poteva che iniziare sotto i migliori auspici il Vinitaly 2012, la grande vetrina mondiale del vino di Verona. 4.000 espositori totali, con visitatori provenienti da 110 paesi. Veneto, mani donate alla viticoltura, è lo slogan che campeggia a caratteri cubitali sul grande padiglione della regione Veneto, tra il Leone di San Marco e il grande prato fiorito che accoglie i visitatori all'ingresso Can Grande. All'inaugurazione ufficiale del padiglione del Veneto erano presenti le maggiori autorità della regione, tutti consci dell'importanza che il Veneto ha per la produzione vinicola italiana. 1 miliardo e 300 milioni di euro di esportazione del vino veneto è un terzo dell'esportazione italiana, quindi vuol dire che siamo ancora leader a livello italiano in maniera molto forte. Le mani donate alla viticoltura, perché sono poi le mani dei nostri produttori che trasformano l'uva in vino pregiato. Con questi 8 milioni e mezzo di vino prodotto, quasi la metà li troviamo all'interno delle 14 di OCG e 28 DOC. Ringrazio naturalmente tutti gli espositori che sono qui oggi, augurando a tutti un'ottima fiera. Pianura News ha seguito durante la fiera 2 delle più importanti realtà enologiche della Bassa Padovana, il Consorzio Collis con la cantina di Merlara e la cantina Colle Euganei, scoprendo alcuni piccoli grandi tesori del territorio veneto che potrete scoprire nei prossimi servizi dedicati.